4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda questo appuntamento con i live di Friuli TV. Oggi parliamo dell'iniziativa Al mare d'inverno per quanto riguarda quello che accadrà nei prossimi 2 fine settimana. Per quanto riguarda appunto questa bella iniziativa con Fare Verde, collegato con noi Francesco Greco che è il presidente nazionale, dunque si inizia già questo weekend e poi il prossimo lungo il litorale del Friuli Venezia Giulia. Buon pomeriggio Presidente, grazie come sempre per la partecipazione. Grazie a voi e a tutti i telespettatori. Senti Presidente, noi ci diamo del tu perché ci conosciamo ormai da tanti anni, anche se la prassi vuole che ci sia lei, no? Per quanto riguarda il linguaggio, per quanto riguarda mediatico. Allora, dicevo, fine settimana già da questo più il prossimo. Allora, domenica sarete in quel di Sistiana, mentre la domenica successiva opererete nella zona di Marano Lagunare verso Lignano, no? Sì, per la precisione a Sistiana, località Castelreggio dalle ore 10 e a Marano Lagunare invece sempre ore 10, spiaggia centrale il 6 febbraio. L'iniziativa Il mare d'inverno è giunta alla sua 31esima edizione e gode del patrocinio della Commissione Europea Rappresentanza per l'Italia e del Ministero della Transizione Ecologica e della Regione Friuli Venezia Giulia su questo territorio ovviamente, oltre all'Assemblea regionale dell'Emilia Romagna, della Regione Toscana, della Regione Lazio. Quindi una bella attenzione anche da parte delle pubbliche amministrazioni e devo dire anche con molto entusiasmo, molta attenzione da parte delle scuole. C'è stata preannunciata la partecipazione assistiana di una quarantina di alunni di una scuola elementare, di una scuola primaria, pardon, di Trieste con le maestre e i genitori, quindi speriamo in una bella giornata, speriamo in una partecipazione corale alla tutela di madre natura contro il mare Certo. di plastica che negli ultimi anni l'ha fatta da padrona, anzi in Friuli Venezia Giulia soprattutto il polistirolo in quel di Marano Lagunare e le bottiglie di plastica a Sistiana. Certo. Senti Presidente, dicevamo appunto, e l'hai specificato, queste 2 località specifiche per quanto riguarda il Golfo di Trieste o quello che viene chiamato insomma litorale alto Adriatico. So che ci saranno parecchi vostri associati che arriveranno un po' da tutta la regione. Sì, partiamo sicuramente dal nucleo più grande che è quello Forum Iulid Cividale del Friuli, ma anche Manzano, Cormonzo. Ovviamente c'è da tenere sempre conto che con queste limitazioni Covid-19 ci sono alcuni anche nostri aderenti che hanno qualche problema con le normative anti-Covid, quindi la partecipazione sarà saltuaria, sarà a tratti, non sarà corale pienamente come di altri anni, ma tant'è, facciamo pienamente affidamento su quelle che sono le norme anti-Covid che andiamo ad applicare in maniera precisa e puntuale perché l'obiettivo principale è quello di stare in salute, puntando alla salute anche di madre natura. Certo. Salute di madre natura perché in questo momento madre natura ha bisogno di un messaggio chiaro e trasparente, no, vista un po' la situazione particolare per quanto riguarda soprattutto il problema energetico che l'Italia sta in queste settimane affrontando con caro bollette e via dicendo, no, anche se in un certo senso può essere considerato un po' un off topic rispetto a quello che è l'argomento in questione, però in un certo senso indirettamente ritorna perché chiaramente dove non dai peschi in un certo senso, no? Eh sì, caro direttore, vedi, in questi giorni, in queste settimane
Abbiamo avuto il modo e continuiamo ad ascoltare tante fesserie dette da chi ci amministra. Si parla anche, come se nulla fosse, di questione di un ritorno al nucleare, ignorando, e questo in specie dalle parti della Lega, che un eventuale ritorno al nucleare richiederebbe almeno 50 anni, quindi non è un qualcosa che andrebbe a risolvere il problema energetico di questi giorni. Il vero problema di questi giorni è legato al fatto che la grande finanza internazionale compra e vende barili di petrolio, al di là delle parole che si dicono sulla transizione ecologica, senza prima avere questi barili effettivamente nei loro depositi. Quindi assistiamo ad una grande speculazione internazionale e da una parte e dall'altra gli interessi degli Stati Uniti d'America che vogliono vendere il loro gas all'Europa al posto della Russia. Da questi giochi, dalle paure di una possibile guerra anche in Ucraina, dove se dovesse essere attivato il metanodotto Nord Stream 2, la Russia non andrebbe più a pagare dei sovvenzionamenti, delle tasse all'Ucraina, andiamo noi a pagarne ogni giorno e vediamo che il gasolio ci passa da 1,5,69 all'improvviso a 1,6,69. Grazie a Dio la regione Friuli Venezia Giulia è intervenuta in qualche maniera per i residenti per calmierare il prezzo e per chi non è residente la vicina Slovenia con i Beh, distributori diciamo, sofferisci. se permetti Presidente, anche coloro che sono in fascia 2, in un certo senso la vicina Slovenia può attrarre, magari un po' Certo. meno per il gasolio, perché lo sconto è abbastanza risicato, però per la Sulla benzina ho benzina visto che è se ne può abbastanza. discutere, insomma, se ne può discutere. Vedi, ma sono queste poi le cose in concreto, cioè da una parte abbiamo, si parla tanto di transizione ecologica, PNRR, che sembra diventato il mantra di ogni trasmissione, di ogni discussione in materia amministrativa, poi concretamente non si fa niente, anzi assistevamo l'altro giorno alla ipotesi di nuovi stanziamenti per milioni di euro per il rifacimento della ferrovia Udine-Civitale. E probabilmente basterebbe iniziare a puntarla a farla ad idrogeno, anziché a parlare di elettrificazione, di ponti Anche sopraelevate. perché parliamo di Sì. 41 milioni di euro di investimento per una tratta che misura poco più di 15 chilometri, tanto per esser E chiari. quindi Forse probabilmente. permetti, forse anche perché ne discutevo con un gruppo su Facebook, con gli amici del gruppo della ex società veneta, dunque tutte le cosette concesse che facevano parte della società veneta, tra cui proprio anche la Udine Cividale, avevo proprio postato l'articolo della regione Friuli Venezia Giulia con l'intervista all'assessore Pizzimenti. Qualcuno ha proposto invece la cosa più sensata, magari visto che ormai la ferrovia è talmente accorciata, magari optare per una tranvia, no? Una tranvia extraurbana dove magari ci sono meno interventi e si riesce con pochi euro, tra parentesi, a risolvere magari un problema dando più efficacia e più servizio all'utente. Condivido pienamente. Spesso sentiamo parlare di queste opere faraoniche, sentiamo spendere soldi, milioni di euro, senza pensare che in fin dei conti sono soldi che andiamo a prendere a prestito dal nostro futuro, dalle future generazioni. Qualcuno, Però se permetti Presidente, qualcuno ha detto magari si potrebbe investire una parte di quei soldi per il potenziamento magari degli ospedali, che in questo momento magari la sanità in Friuli Venezia Giulia ha più bisogno rispetto magari a una linea ferroviaria di 15 eh beh, chilometri. sicuramente in una situazione emergenziale, dopo 2 anni di emergenza in cui si è assunto molto poco e non si sono andate a creare quelle strutture di allentamento della pressione per i casi di emergenza, probabilmente potrebbero essere investiti opportunamente lì. Ma tornando di nuovo a noi, quando parliamo di mare d'inverno non facciamo altro che parlare di futuro e in Friuli Venezia Giulia siamo giunti alla 7ª edizione del Mare d'Inverno. Devo ringraziare dell'attenzione l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro che sarà presente domenica a Sistiana, l'assessore Romita del comune di Duino Aurisino e la presidente della commissione ambiente Chiara Puntar per la collaborazione e l'attenzione dataci nell'organizzazione. Però dobbiamo dire anche che in tutti questi anni qualcosa è cambiato. La regione Friuli Venezia Giulia, con l'assessore Scocimarra, appunto, per esempio,
ha modificato la normativa e prevede per i pescatori che oltre al pesce riportano a riva la plastica che trovano nelle loro reti, la possibilità di trattarlo come un normale rifiuto. Un tempo questo non era possibile, 6-7 anni fa questo non accadeva. I pescatori la plastica la ributtavano a mare perché laddove la Lo portavano, smaltimento gli costava di lo più, insomma. smaltimento era un rifiuto speciale, cioè che andavano a tassare sti poveretti, non solo portavano dei rifiuti, le scovazze, come si dice, sul territorio a riva, ma addirittura venivano tassati. Di qui l'assurdità spesso di alcune normative Certo. esistenti. La regione Friuli Venezia Giulia da questo punto di vista si è si è proiettata molto in avanti, così come il fatto di andare a pensare il territorio come un hub futuro per l'idrogeno. Quindi Chiaro. quando parliamo di emergenza energia dobbiamo puntare anche a ipotizzare concretamente il futuro. Noi cerchiamo Senti di pres dare il nostro contributo e di chiaro. sensibilizzare il più opportuno utilizzando i mezzi di comunicazione. Bene. Senti Presidente, allora per concludere ricordiamo il doppio appuntamento: domenica in quel di Duino, dunque lungo la costa triestina, poi la domenica successiva vi trasferirete in quel di Marano Lagunare. Dalle ore alle ore? Allora, Sistiana Castelreggio dalle 10 alle 12 con il patrocinio del comune di Duino Auresina, Marano Lagunare dalle 10 alle 12 appuntamento sulla spiaggia centrale con il patrocinio del comune di Marano Lagunare, sempre dalle 10 alle 12, di lì ci sposteremo lungo il canalone d'Arsena che notoriamente negli anni ha visto sempre una fortissima presenza di polistirolo. Certo. E come dire, noi siamo in azione per madre natura, sperando in una bella giornata, sperando in una festa Chiaro. di popolo a tutela di madre natura. Chiaramente per i nostri amici alla visione all'ascolto ricordo che per ulteriori informazioni potete cliccare sull'hashtag dove c'è scritto appunto Fare Verde, entrare nelle pagine social di Fare Verde per conoscere esattamente tutti i dettagli della programmazione di domenica 30 gennaio e anche in attesa di quella del 6 febbraio. Presidente, grazie come sempre per la partecipazione. Ora onestamente non so se domenica sarò presente proprio fisicamente in quel di Duino, cercherò di esserci la domenica successiva, magari in quel di Marano, però nessuno vieta che nel pomeriggio, oppure appena avete terminato insomma la raccolta, magari facciamo un altro live proprio sul posto per vedere un po' cosa è emerso dopo questa gita, per modo di dire, ma soprattutto questo momento importante per far respirare la nostra cara e amata natura. Vabbè, direttore, noi ti riserviamo un posto in prima fila e in un modo o nell'altro comunque andremo a fare il resoconto di questa iniziativa, perché devo dire anche l'anno scorso proprio a Sistiana sotto una pioggia incessante eravamo in 50 ad essere impegnati per madre Una natura. goccia del mare, ma fondamentale. Importante, senza quella goccia ci si accorgerebbe della sua assenza. Bene, grazie al presidente di Fare Verde nazionale Francesco Greco, grazie a voi gentili amici come sempre per la visione all'ascolto. Termina qui questo speciale web giornale di friulitv.net. Torneremo tra una mezz'oretta circa per chi ci sta guardando in diretta con un'edizione invece del nostro audio video giornale con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Per tutto il resto www.friulitv.net, come si dice in questi casi, mandi e alla prossima. Mandi. 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position.